Il gestore di una nota osteria del centro di Conegliano, un 60enne denunciato a piede libero per violazione delle norme sanitarie. Alimenti mal conservati, secondo i carabinieri del NAS, che insieme ai colleghi della compagnia di Conegliano hanno messo in atto tra la serata del 31, Halloween e il 1 novembre una serie di controlli straordinari per garantire un ponte festivo tranquillo anche in chi andava a trascorrere la serata o il pranzo nei locali. Abbiamo predisposto una serie di mirati controlli sia per quanto riguarda gli utenti della strada sia per i cittadini che intendevano festeggiare Halloween e il primo giorno di novembre festivo in compagnia. Abbiamo effettuato una serie di controlli, riuscendo a controllare quasi 90 persone. E a seguito poi dei controlli effettuati nei vari località della compagnia, in particolare in certi locali, abbiamo dovuto sanzionare, non noi ma i colleghi del NAS, comportamenti non corretti da parte dei gestori che hanno comportato un'elevazione di 8 sanzioni amministrative per una sanzione complessiva di 5.000 euro. Ma a Conegliano si registra anche un altro dato, il più 20% di arresti in flagranza nei primi 10 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Questo è dovuto al fatto che abbiamo implementato le attività di controllo esterno sul territorio con più pattuglie presenti in quasi tutti gli orari della giornata. Questo anche proprio per contrastare questo senso di insicurezza che possono avere i cittadini. Esattamente, senso di insicurezza che purtroppo si trasmette anche attraverso i social, ma che nella realtà dei fatti quotidiana che vedo e vivo anche da cittadino non verifico nella realtà.